Prende fuoco un cassone per la raccolta di materiale edile fra via 30 ottobre e piazza Sant'Antonio, una donna intossicata, panico fra passanti e turisti. Ancora una rissa in pieno centro, tifosi albanesi e serbi scatenati dopo la partita delle due nazionali, nessun ferito ma il traffico del sabato sera va in tilt. Malviventi rubano dall'auto del sindaco di Dolina Coretti l'incasso della saga di Mattonaia, 10.000 euro il bottino. In arrivo un fine settimana di gran caldo, oltre i 34 gradi fra venerdì e sabato, temperatura del mare già oltre la media per il terzo anno consecutivo. Chiuso il congresso della Società Italiana di Andrologia, preoccupa il dato sull'infertilità. In Italia cresce da più di 70 anni. Telespettatori di Tele4, buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Questi i nostri titoli. Prima c'è una notizia. Sembra sempre più probabile che con la prossima settimana il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini procederà con il commissariamento del porto di Trieste, affidando l'incarico ad Antonio Gurrieri, già indicato quale nuovo presidente dell'autorità portuale in attesa della ratifica della nomina. Proprio questo ritardo avrebbe spinto Salvini ad un simile passo, esteso anche ad altri scali italiani. In tal senso andrebbero lette le dimissioni dell'attuale commissario Torbianelli, presentate a decorrere dalla prossima settimana, proprio per consentire la manovra del ministro, secondo quanto scrive il Piccolo. Allora, adesso la cronaca. Attimi di paura verso mezzogiorno all'angolo fra piazza Sant'Antonio e via 30 ottobre. Un cassone per materiale di risulta è andato a fuoco. Si era sprigionato fra piazza Sant'Antonio e via 30 ottobre all'interno di questo cassone utilizzato per la raccolta del materiale di risulta di un cantiere per la ristrutturazione di un alloggio, l'incendio che attorno alle 12 ha seminato seppure per poco il panico fra i triestini e i turisti che in quel momento si trovavano a passeggiare in uno dei luoghi più frequentati della città, senza contare quelli che uscivano dalla Santa Messa. Numerose le chiamate giunte alla sala operativa dei Vigili del Fuoco, che hanno immediatamente inviato sul posto una squadra e l'autobotte, che dopo aver constatato l'origine dell'incendio hanno spento le fiamme in pochi minuti per proseguire quindi con la bonifica del materiale andato a fuoco. Per soccorrere una persona che presentava i sintomi di un'intossicazione per aver respirato i fumi della combustione è stato chiesto l'intervento del personale sanitario, laddove la polizia locale si è recata in zona per quanto di competenza. Danni sono stati riscontrati alle vetrine del negozio di casalinghi all'angolo con via 30 ottobre. Si indaga ovviamente sulle cause delle fiamme, potrebbe essere stato semplicemente il mozzicone di una sigaretta lanciato sconsideratamente all'interno del cassone, ma anche per escludere il dolo, oltre al lavoro dei vigili del fuoco sarà importante verificare quanto raccolto dalle telecamere di videosorveglianza. Rissa ieri sera fra via Filzi e piazza Sant'Antonio, ancora. A riscaldare gli animi la partita di calcio fra Albania e Serbia, seguita dai tifosi in un locale della zona. L'episodio a sua volta segue di un giorno la rissa scoppiata fra Piazza Unità e Piazza della Borsa. L'ennesima rissa fra stranieri è scoppiata ieri sera all'esterno di un bar fra via Filzi e piazza Sant'Antonio. Il pretesto? La partita di calcio fra Albania e Serbia, finita 0-0, valida per le qualificazioni ai mondiali 2026. Si è ripetuto il copione ormai consolidato, spintoni, pugni, sedie che volano, come accaduto del resto 24 ore prima fra piazza Unità e piazza della Borsa. Per fortuna, almeno ieri non ci sono stati feriti fra le opposte tifoserie, forse anche obnubilate dall'aver tracannato dell'alcol. Alcuni passanti avevano chiamato la polizia, già che gli scontri avevano mandato in tilt il traffico della zona, ma quando le volanti sono giunte sul posto, tutti se l'erano già data a gambe. Accertamenti ora sono in corso. Furto questa notte ai danni della sagra di Mattonaia. I malviventi hanno portato via l'incasso della serata dall'automobile del sindaco di San Dorligo della Valle d'Olina, socio dell'associazione che organizza la Kermesse. Decisamente è stato un sabato sera amaro per il sindaco di San Dorligo della Valle d'Olina e in definitiva per tutti quelli che lavorano alla sagra di Mattonaia.
Dall'autovettura di Alessandro Coretti, già presidente ed ora socio del Circolo Culturale Fran Venturini, che organizza la Kermesse, è stato sottratto l'incasso della serata di ieri, stimato attorno ai 10.000 euro. Mi è stato chiesto di portare una parte dell'incasso in dei contenitori in legno con i registratori di cassa nella mia vettura che era posteggiata vicino proprio all'entrata. L'ho fatto. Successivamente, dopo 15 minuti o 20 minuti, alcuni ragazzi sono entrati in circo, nella sede qui, e hanno detto è successo qualcosa, qualcuno ha aperto un cofano, il bagagliaio di una macchina, siamo usciti fuori ed era la mia macchina senza logicamente dentro i 2 contenitori in legno e l'incasso, una parte dell'incasso. I malviventi avrebbero agito alla svelta, incuranti del fatto che l'autovettura di Coretti era parcheggiata di fronte ad una casa, ma anche del fatto che vi fossero dei ragazzini che giocavano nei pressi. Secondo le testimonianze, gli autori del furto si sarebbero dileguati a bordo di una Polo dal colore scuro, ma tutto al vaglio dei carabinieri di Dolina, intervenuti stanotte sul posto e nella cui caserma Coretti si è recato stamani per formalizzare la denuncia contro ignoti. Ho chiamato subito i carabinieri di San Doligo, ho chiamato i proprietari dell'azienda dove avevo posteggiato la macchina, il parcheggio della macchina, e loro abbiamo visionato le telecamere e diciamo che ci sono buone possibilità di arrivare al colpevole. Resta un ulteriore dispiacere: con i fondi raccolti durante la sagra il circolo finanzia le proprie attività culturali. La fonte principale di finanziamento è l'organizzazione della sagra paesana, quindi è un duro colpo per il circolo, un duro colpo per tutti i soci, gli associati che lavoreranno qua da 4 giorni, ma sono qua già da 2 settimane per preparare tutto quanto. Ma ce la faremo, andremo avanti lo stesso. E difatti stamani i volontari stavano preparando la giornata di festa come al solito. Secondo le previsioni del tempo elaborate da Osmer, quella che inizierà domani sarà una settimana particolarmente calda. In particolar modo fra il 13 e il 14 giugno la temperatura potrebbe toccare i 34-35 gradi, laddove la temperatura del mare per il terzo anno di fila già risulta fuori scala per il periodo. Insomma, da lunedì si consoliderà l'anticiclone subtropicale che garantirà tempo stabile per tutta la settimana. Le temperature aumenteranno progressivamente e il caldo, appunto, inizierà ad essere più afoso verso il fine settimana. Anche per il Friuli Venezia Giulia è arrivato il giorno della cosiddetta liberazione fiscale. Lo spiega la CGIA di Mestre, cioè la CGIA di Mestre spiega di che cosa si tratta nella sua analisi settimanale sui dati economici del territorio. È arrivato il tanto sospirato giorno di liberazione fiscale. Il weekend appena iniziato è il primo fine settimana liberi dalle tasse. Lo rivela l'elaborazione dei dati compiuta dalla CGIA di Mestre. Dopo 156 giorni dall'inizio di quest'anno, sabati e domeniche compresi, anche il contribuente medio del Friuli Venezia Giulia termina momentaneamente di lavorare per pagare tutto il set di imposizione fiscale del nostro paese, costituito da IRPEF, IRES, IRAP, IVA, addizionali, contributi previdenziali, tasse locali e tanto altro ancora. In teoria da questo fine settimana abbiamo terminato di pagare le tasse, che purtroppo non accennano a diminuire come vorremmo. Sia chiaro, non esistono soluzioni miracolistiche. Con un debito pubblico tra i più alti al mondo, per ridurre seriamente la pressione fiscale dovremmo razionalizzare la spesa pubblica e aumentare le entrate, facendo finalmente pagare le imposte e i contributi a chi lavora in nero e agli evasori fiscali. Ma c'è anche chi in Friuli Venezia Giulia le tasse non le paga. Per i 39.300 evasori stimati nel nostro territorio, il giorno di liberazione fiscale non rappresenta assolutamente nulla. Le stime si riferiscono ai dati Istat riferiti al 2022. Si tratta di occupati irregolarmente come dipendenti oppure completamente abusivi. Per una regione come il Friuli Venezia Giulia, che esporta molto e ogni giorno si confronta con i concorrenti di tutto il mondo, la riduzione del carico fiscale rimane ancora uno dei principali problemi che la politica non ha risolto. È stato approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla difesa dell'ambiente Fabio Scocimarro, il protocollo d'intesa condiviso da Regione e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per il dragaggio della foce del Rio Ospo nel comune di Muggia e della Sacchetta nel comune di Trieste. Il documento, come ha evidenziato Scocimarro, conferma l'impegno tecnico ed economico della Regione e l'unità di intenti nel programmare e realizzare un intervento coordinato al fine di garantire la sicurezza idraulica della navigazione e la tutela ambientale
del territorio. Una prima fase di intervento è già stata implementata negli scorsi mesi con la caratterizzazione dei sedimenti presenti in corrispondenza delle foci dei corsi d'acqua, degli scarichi a mare, degli accessi e nelle aree navigabili. Con l'inizio dell'estate, ha reso noto l'assessore, verrà avviata la progettazione per la rimozione del materiale che risulta essere di intralcio alla navigazione e al corretto riversamento in mare delle piene. Le risorse per dar vita all'operazione sono già disponibili nei capitali della Direzione Ambiente. E sono 932.600 le persone aventi diritto di voto in Friuli Venezia Giulia che tra oggi e domani potranno recarsi alle urne per esprimersi sui referendum. Nelle 277 sezioni elettorali a Trieste possono votare 178.223 elettori. Oggi si vota fino alle ore 23, domani dalle 7 alle 15. Gli scrutini inizieranno alle 15 di domani, proprio alla chiusura delle urne. Per votare è necessario recarsi al seggio con un documento di identità e la tessera elettorale. Per chi non l'avesse ancora ritirata, l'avesse smarrita o completato gli spazi dove applicare il bollo dell'avvenuta votazione, è possibile ritirarne una nuova presso l'ufficio elettorale durante tutto il periodo di apertura dei seggi. Gli elettori si troveranno di fronte a 5 schede con 5 domande diverse, 4 riguardano il mondo del lavoro, 1 la cittadinanza agli stranieri. Affinché un referendum sia valido deve raggiungere un quorum di almeno il 50% più 1 degli aventi diritto, e per quanto riguarda le percentuali di voto, noi abbiamo per il Friuli Venezia Giulia quelle delle 12 che si attestavano attorno al 7,30%, in linea con la media italiana che era del 7,40%. In provincia di Gorizia i dati più alti seguono Trieste, Pordenone, Udine, scivola sotto la media nazionale. Per quanto riguarda invece i dati nazionali, l'affluenza alle 19 risulta del 15,8%. E si è chiusa oggi Go In for Safety, la 4 giorni dedicata ad una serie di esercitazioni di protezione civile che ha coinvolto Gorizia e Nova Gorizia, il bilancio dell'assessore Riccardi. Oltre 500 operatori e operatrici tra squadre di protezione civile, forze dell'ordine, vigili del fuoco, volontari e tecnici hanno simulato scenari di rischio realistici legati ad emergenze ambientali, eventi sismici, incidenti con sostanze pericolose, situazioni connesse al cambiamento climatico. L'obiettivo? Rafforzare la capacità di risposta e coordinamento tra i sistemi di protezione civile italiani e sloveni in un'ottica di collaborazione europea con il coinvolgimento anche di unità provenienti da Austria, Croazia e Germania. Si è chiusa Go In for Safety, la grande esercitazione transfrontaliera di protezione civile che ha trasformato Gorizia, Nova Gorizia e St. Peter-Bertoiba in un unico spazio di azione per la sicurezza e la cooperazione tra istituzioni, operatori di protezione civile e cittadinanza. Oggi si è svolta la cerimonia di chiusura dell'iniziativa, presente l'assessore regionale alla protezione civile Riccardo Riccardi. Quello che va sottolineato è che questo lavoro si inserisce in un piano complessivo che la Regione sta sostenendo da tempo. Solo quest'anno 2 milioni di euro di investimento per la formazione dei propri volontari, e oltre a questo si inserisce, direi, a pennello in quella che è l'occasione della Capitale Europea della Cultura. Gli scenari oggetto delle esercitazioni hanno coperto una vasta gamma di situazioni critiche e hanno offerto l'opportunità di testare e coordinare le risposte delle differenti componenti il sistema di protezione civile. Incendi boschivi, ricerche di persone scomparse sia in superficie sia sotto le macerie, con l'intervento di squadre specializzate di unità cinofile. Vigili del fuoco italiani e sloveni sono stati coinvolti nella definizione degli scenari di salvataggio più complessi e nella predisposizione delle condizioni operative necessarie per garantire un efficace coordinamento degli interventi. Non ci sono confini, non ci sono lingue diverse, non ci sono colori di magliette diverse, non ci sono appartenenze diverse, c'è uno sforzo che deve funzionare con la stessa lingua, con la stessa capacità di dare una risposta e rassicurare e mettere in sicurezza le persone. Stamani, attorno alle 7:30, la direzione marittima di Trieste è stata allertata dalla centrale operativa
del 112 di Palmanova per una emergenza in mare verificatasi a una imbarcazione a motore di circa 12 metri con 2 persone a bordo, un uomo e la figlia di nazionalità tedesca. Il natante, a causa di circostanze ancora da chiarire, imbarcava acqua a circa 1,5 miglia marino al largo dell'isola di Sant'Andrea. Sul posto è stata dirottata un'unità motore che si trovava a distanza visiva 500 metri circa dalla barca in difficoltà, che ha assistito le 2 persone a bordo in attesa dell'arrivo di una motovedetta da grado. Era stata contemporaneamente allertata anche una unità dei vigili del fuoco. Giunta sul posto, la motovedetta della Guardia Costiera, nonostante le condizioni meteo proibitive, circa 22 nodi di vento, è riuscita a raggiungere l'unità scortandola all'interno del canale di Portobuso, procedendo all'ormeggio in sicurezza e al successivo trasbordo delle persone, le cui condizioni di salute risultavano buone. Si è chiuso il convegno annuale della Società Italiana di Andrologia, ospitato al Centro Congressi. Fra gli argomenti trattati anche quello della fertilità o dell'infertilità. Abbiamo avuto circa 500 congressisti da tutta Italia, tutti andrologi, tanti andrologi affermati, tanti anche andrologi in formazione. Tutti quanti sono stati colpiti, oltre che dai lavori scientifici, dalla nostra bella città, che è sempre un panorama bellissimo per i congressi. Il professor Giovanni Liguori, direttore della struttura complessa di urologia in Asugi, è più che soddisfatto dei risultati ottenuti dal congresso nazionale della Società Italiana di Andrologia, tenutosi nel fine settimana al Centro Congressi. La manifestazione è giunta al 49° anno ed ha da qualche tempo come simbolo grafico uno strumento musicale, stavolta un sax, ad evidenziare il jazz, genere che storicamente richiama la nostra città, presente anche nel poster, che è un chiaro riferimento alla Barcolana. Nel corso del convegno, che ha affrontato più aspetti del settore, sono emerse dal punto di vista scientifico indicazioni ben precise. È uscita l'importanza per la prevenzione, che ormai è fondamentale, l'attenzione agli stili di vita, l'attenzione alla nutrizione e poi molto importante anche il trattamento delle problematiche dovute alla cura del cancro e alla preservazione della fertilità nei pazienti oncologici. La questione della fertilità o dell'infertilità, secondo il professor Alessandro Palmieri, presidente della SIA, è trattata nel nostro Paese da un punto di vista incompleto, laddove si imporrebbe una riflessione che comprenda ogni aspetto di un problema che rischia di assumere contorni assai più complessi. Viene trattato moltissimo anche da voi, dai media, dai social, ma viene trattato per quanto riguarda la parte economica, sociale. Cioè sembra che in Italia non ci siano nuovi figli per le problematiche della coppia che non trova un domicilio, difficoltà a trovare il lavoro, invece no, c'è un calo assoluto della fertilità sia del maschio ma vale anche per la donna dagli anni 50, cioè sono 75 anni che lo spermiogramma, quindi il valore della fertilità per il maschio, è in calo assoluto, quindi bisogna fare un percorso che colpisca entrambe le cose, la parte culturale, la parte sociale delle risorse economiche, ma anche la parte che riguarda noi clinici, noi medici. Abbiamo un aggiornamento per quanto riguarda i dati di affluenza alle urne ai 5 referendum. Allora, alle 19 l'affluenza alle urne in Friuli Venezia Giulia si attestava attorno al 15,70%, in linea con la media italiana del 15,76%. I dati più alti in provincia di Gorizia, 17,52%, poi Trieste 16,17%, Pordenone 15,80% e infine Udine 14,94%. Dopo l'innalzamento del chapiteau e in attesa della prima di venerdì prossimo, cresce l'attesa per lo spettacolo del Cirque du Soleil, che sarà anche, per certi aspetti lo è già, un volano di interesse non solamente culturale e non solamente turistico per la nostra città. Credo che debba essere un bel orgoglio per tutta la città avere un evento di questo genere, perché è un evento vero. Tante volte si parla, sì, è un grande evento, questo è un evento vero, basta vedere le immagini che sono state girate oggi, insomma le persone che sono impegnate nel montaggio e poi nella gestione di questo spettacolo. Il direttore organizzativo del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Stefano Curti, riflette ulteriormente sul significato della presenza a Trieste del Cirque du Soleil, inquadrando la
tappa triestina della tournée di Allegria in a New Light in un contesto più ampio, che va al di là del pure indubbio aspetto artistico dell'intera operazione, da questo punto di vista rivelatasi già vincente. Sappiamo che arriveranno persone da tutto il mondo a vedere Cirque a Trieste e magari scopriranno questa città e poi ci torneranno. Il punto ancora una volta dunque è anche questo, uno spettacolo importante ed in questo caso imponente che diventa veicolo per la promozione della città. Ma diciamo le prime conversazioni sull'ipotesi di portare Cirque a Trieste credo risalgano a 2 o 3 anni fa, sembravano ancora così quelle cose che ogni tanto si dice. Una volta concretizzatasi la possibilità di avere a Trieste il Cirque du Soleil si poneva un problema non da poco, considerata anche la struttura morfologica della città. Trovare cioè un'area non periferica adatta ad ospitare la struttura all'interno della quale lo spettacolo si terrà, come noto, dal 13 giugno al 13 luglio. Valutati anche altri luoghi, si è dunque arrivati all'area del Silos, che aveva tutte le caratteristiche per essere un'area straordinariamente bella, sia per l'impatto proprio visivo che c'è, perché insomma qui intorno abbiamo edifici belli, alcuni che hanno bisogno di un recupero, ma soprattutto siamo in pieno centro. Cirque du Soleil spesso anche nelle grandi città si trova a dover andare in periferia e quindi magari bisogna andarci per forza in macchina. Qui il fatto di poterci andare a piedi per le persone più fortunate che magari abitano nel centro della città o venirci con un autobus urbano o con qualche fermata così è veramente un qualcosa di unico. Andiamo ora al Parco di San Giovanni e facciamo una passeggiata fra gli stand di BioEst. L'appuntamento è ormai consolidato. BioEst è qualcosa di più di una semplice rassegna di associazioni ambientalistiche e del volontariato, o meglio lo è come, però passeggiando anche pochi minuti fra gli stand che propongono alimentazione biologica e naturale, riflessioni sul risparmio etico, la biocosmesi e le buone pratiche di benessere e salute, ci si imbatte in centinaia di persone più o meno interessate alle varie riflessioni proposte, ma che anche vogliono provare determinate pratiche di meditazione o yoga. E c'è anche chi, magari, arriva al parco dell'ex OPP soltanto per curiosità o, perché no, per portarsi a casa un oggetto. Del resto, la misura del successo di un appuntamento si misura dal fatto che parecchie persone lo calendarizzano mentalmente prima ancora che esso venga confermato e se ne conoscano le date. In tal senso, BioEst cattura di anno in anno vecchie conoscenze e nuovi adepti, senza pretendere di cambiare subito il loro modo di essere. Magari soltanto se chi esce dalla visita penserà in modo differente a determinate tematiche, sarebbe già un successo. Del resto, se così non fosse, la Kermesse, tranquillissima e rispettosa, non tornerebbe semplice e puntuale ogni anno. È tutto, ci vediamo domani alle 7 con Sveglia Trieste. Buona serata, arrivederci.